Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, confronto riservato a cavalli di 3 anni, sono in 11 dietro l'autostart. Questo lo schieramento: 1 Frecciarossa Fitz, 2 Fahrenheit AS, 3 Frullino, 4 Fin di Girifalco, 5 Fox Matley, 6 Freeloader Cis, seconda linea, 7 Fatima Daghi, 8 Figaro del Circeo, 9 Fandango Sì, 10 Favela Fermo, 11 Fragoroso Gall. Favori per Fin di Girifalco, numero 4 Maurizio Chieli in sediolo, macchina che accelera, la velocità iniziale. Numero 3 Frullino squalificato, che si oppone a Fox numero Matley. 7 Fatima Daghi squalificato. Fatima Daghi squalificata, anche Frullino ha subito stessa sorte, cerca di progredire ora Fahrenheit AS, che dopo 300 metri di gara va a chiedere strada e a ottenerla da Frecciarossa Piz. Il primo quarto di gara se ne va così con Fahrenheit leader, completati i primi 400 in 36 per Fahrenheit AS, seconda posizione per Frecciarossa Piz, poi Fox Matley in terza per corsie esterne. Cerca di progredire anche Fin di Girifalco, che ora è in seconda pariglia esterna, in schiena a Figaro del Circeo, terza ruota invece per Favela Ferm, che trova l'opposizione proprio di Fin di Girifalco che cerca di progredire sui primi, ma davanti Fahrenheit per il momento non si lascia avvicinare, e così proseguono in terza ruota sia Fin di Girifalco che Favela Ferm. 1.17.8 il passaggio ai 1000 metri. Ora Fin di Girifalco cerca di ingambarsi per andare a recuperare Fahrenheit AS. Si lancia in terza anche Favela Ferm e siamo sull'attacco dell'ultima curva con i primi due che prendono vantaggio. Fahrenheit AS contro Fin di Girifalco, che insiste al suo esterno. In terza posizione passata Favela Ferm, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Fahrenheit che si mantiene in vantaggio. Fahrenheit controlla per il momento Fin di Girifalco, che insiste ancora nel finale, i due alle prese con Fahrenheit e Fin di Girifalco sul palio, i due vicinissimi. Al terzo finisce Favela Ferm, 1.15.8 con 28.6 a chiudere. Prestazione superba da parte di Fahrenheit AS e di Fin di Girifalco, che corrono davvero benissimo e fanno un arrivo a fruste alzate. Vedete Roberto Vecchione e Maurizio Chieli sul traguardo. I due sono davvero molto vicini, con Fahrenheit e Fin sulla stessa linea. Difficilissimo sbilanciarsi. Al terzo posto finisce Favela Ferm, mentre ecco il fermo immagine dà la conferma che Fin di Girifalco a fil di palo passa di precisione su Fahrenheit AS. Ripeto, 28.6 a chiudere, arrivo a fruste alzate per Fahrenheit e per Fin di Girifalco. La vince Fin di Girifalco di misura. Aspettiamo naturalmente l'arrivo ufficiale. Terzo posto per Favela Ferm. Dunque ancora a segno l'allievo di Alessandro Gocciadoro, che restava su una bella vittoria. Maurizio Chieli in sediolo per conto del signor Roberto Iavazzo.